Processo giudiziario Lumaca, le basi per decidere ci sono già, dura presa di posizione degli avvocati della famiglia di Liliana Resinovic che lottano per ottenere la verità sul giallo di via Verrocchio. Attentato alla Startech e agente aggredita con il tentativo di sfilargli la pistola. Agatino Privitera esce dal carcere, sarà ricoverato e piantonato al reparto psichiatrico dell'ospedale Maggiore di Trieste. Lo skipper triestino Furio Benussi torna nell'occhio del ciclone per l'importazione del Maxi Wild Thing con cui ha vinto la Barcolana, rinviato a giudizio secondo la Procura europea. L'avvocato del velista smentisce tutto. Tentativi di infiltrazione di organizzazioni criminali stroncati sul nascere puntualmente. La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia fa il punto sull'attività dell'ultimo anno. Assalto al pronto soccorso per l'ondata di caldo a Trieste, oltre 230 accessi al giorno fra Catinara e Maggiore negli ultimi 5 giorni. Il picco del caldo arriverà secondo l'Osmer nel weekend. Dopo i 5 nidi già climatizzati, in arrivo l'impianto di aria condizionata in altri 10 asili e nidi comunali grazie a un contributo regionale. In futuro si lavorerà sulle scuole che tengono aperte più a lungo per gli esami. Pallacanestro Trieste iscritta alla Serie A1 mentre Matjasic fonda Maxima a Roma. Il ministro dello sport Abodi a Trieste, salvato una storia di sport, ora la questione dell'affidabilità societaria. Buonasera, buonasera e ben trovati a una nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. In apertura gli ospiti di Ring, questa sera approfondimento sulla sanità con l'assessore regionale Riccardi, poi talk politico con Rosanna Pucci del PD, Pamela Rabaccio della Lega, Roberto Cavallaro di Fratelli d'Italia e Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle, ospiti naturalmente del nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Iniziamo il nostro TG con le ultime sul caso Resinovic con il servizio del nostro Gianluca Paladin. Non abbiamo partecipato all'udienza odierna perché riteniamo che si possa proseguire anche senza le persone offese che non sono parti necessarie. I tempi ormai irragionevoli di questo procedimento mostrano una scarsa attenzione per Liliana, unica vittima in questa tragica vicenda. Dopo anni di collaborazione con le autorità riteniamo superfluo il nostro contributo. È la nota congiunta degli avvocati Nicodemo Gentile, Federico Bizzi e Antonio Cozza che assistono rispettivamente Sergio Resinovic, fratello di Liliana, Veronica Resinovic, la nipote, e Silvia Radin, cugina della 63enne di via Verrocchio. Il comunicato arriva a seguito dell'appuntamento di oggi davanti al GIP Flavia Mangiante per il conferimento dell'incarico a un dattiloscopista al fine di verificare le impronte sui sacchi neri nei quali fu trovato il corpo di Liliana all'interno del boschetto di San Giovanni il 5 gennaio 2022. La nota dei legali così prosegue: negli anni abbiamo depositato memorie tecniche in misura ampia, il fascicolo contiene già gli elementi necessari per decidere in qualunque direzione, non serve altro tempo, non servono accertamenti sui sacchi già maneggiati da un esercito di persone, sui 100 coltelli, serve una scelta netta e tempestiva. Questo percorso lumaca, concludono i legali, rischia di soffocare la verità. Da oggi Sergio Resinovic e gli altri familiari onoreranno Liliana in altro modo. Aggredì una poliziotta pochi giorni dopo aver appiccato l'incendio fuori dallo stabilimento Startech. Agatino Privitera esce dal carcere per essere ricoverato e piantonato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Maggiore. Sentiamo. Agatino Privitera, l'uomo arrestato inizio maggio per l'aggressione a una poliziotta in questura, alla quale avrebbe cercato di sfilare la pistola dalla fondina, e indagato per l'incendio appiccato alla cabina del gas fuori dallo stabilimento della Startech alcuni giorni prima, uscirà dal carcere per essere ricoverato nel Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale Maggiore di Trieste, dove sarà piantonato. È quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari Marco Casavecchia. Disposta dunque la sostituzione della misura cautelare. Privitera, assistito dal legale Stefano Zuliani, dovrà trascorrere un periodo di cura sotto stretta osservazione al Maggiore fino a che non verrà individuata una diversa struttura. L'uscita dal carcere è stata decisa dopo la perizia psichiatrica a firma Marco Novello, che rileva in Privitera un vizio parziale di mente per una forma di disturbo paranoideo delirante con stati di depressione e ansia che renderebbe la sua condizione incompatibile con il carcere. Già in passato e per lungo tempo Agatino Privitera era seguito dal centro di salute mentale di via Gambini. Torna al centro dell'attenzione la vicenda dell'importazione del maxi yacht Wild Thing dall'Australia, con cui il team dello skipper triestino Furio Benussi ha vinto 3 volte la Barcolana. Sentiamo cosa sta succedendo.
Furio Benussi è ancora nell'occhio del ciclone nell'inchiesta sull'importazione fraudolenta dall'Australia del maxi yacht Wild Thing, plurivincitore di regate internazionali, tra cui la Barcolana. Secondo l'accusa, l'imbarcazione sarebbe stata introdotta in Italia nel 2019 senza essere dichiarata in dogana, eludendo il pagamento dell'IVA. Un'indagine questa a cui ha collaborato attivamente la Guardia di Finanza di Trieste. Coinvolto anche l'amministratore della società australiana proprietaria dello yacht, il multimilionario David Price, che ha ammesso la propria responsabilità e raggiunto un accordo di patteggiamento. L'imbarcazione era stata sequestrata nel febbraio 2025 e dissequestrata nel dicembre dello stesso anno dopo il versamento dell'IVA dovuta, pari a 433.000 euro. Stando all'organo ufficiale della Procura Europea indipendente, Benussi sarebbe indicted, tradotto rinviato a giudizio, posizione questa respinta al mittente dall'avvocato Piero Fornasaro che lo difende e che sostiene come la vicenda verrà completamente chiarita. In caso di condanna, sempre secondo l'organo inquirente, Benussi rischia fino a 3 anni di reclusione e una multa fino al 200% dell'imposta evasa. La barca fu trovata dal Benussi in un cantiere navale a Palma di Mallorca, in Spagna, non in Australia da dove proveniva, e ristrutturata per farla regatare dallo skipper triestino grazie a ingenti investimenti. Allo stesso Benussi l'imbarcazione fu affidata dal tribunale con facoltà d'uso nonostante lo stato di sequestro. Tutto l'eventuale procedimento si giocherà, qualora venga celebrato, sul valore effettivo che verrà assegnato allo scafo all'atto del suo ritrovamento in Spagna, quando una perizia RINA lo aveva classificato come relitto. Il contraddittorio fra perizie della difesa e dell'accusa risulterà decisivo, poiché si potrà procedere con l'ipotesi di reato solo qualora l'imbarcazione fosse stimata in un valore superiore al 1 milione di euro. Se non raggiungesse tale cifra, il tutto verrebbe declassificato a infrazione amministrativa. Oggi a Trieste le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. È stata l'occasione per fare un po' il punto dell'attività a livello regionale. Non abbiamo rilevato fenomeni di radicamento nel tempo, sicuramente abbiamo rilevato in via del tutto preventiva fenomeni di tentativi di infiltrazione. Questo in ragione del fatto che i territori seppur sani e quindi come questo di indole avversa alle attività illecite sono comunque magari appetibili per gli interessi economici che possono stimolare. Un territorio appetibile, ma finora le organizzazioni criminali non sono mai riuscite a inserirsi nel tessuto economico della regione, sebbene i tentativi ci siano stati. Questo anche grazie all'azione preventiva della Guardia di Finanza. È quanto emerso a margine del 252esimo anniversario della fondazione del Corpo Militare. Nel 2025 e nei primi 5 mesi di quest'anno le Fiamme Gialle del Friuli Venezia Giulia hanno eseguito 28.000 interventi e svolto 1.630 indagini a contrasto dei reati economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Fra le varie operazioni di particolare rilievo l'individuazione e il sequestro di 249 tonnellate di sigarette in 2 fabbriche clandestine, indagine che ha portato all'arresto di 10 persone e alla denuncia di 71. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, le investigazioni hanno permesso di individuare e denunciare in regione 91 persone e arrestarne 7, con sequestro di beni per oltre 4,5 milioni di euro. Focus anche sul contrasto alla droga. Nell'ultimo anno e mezzo le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 260 kg di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, marijuana e cocaina. Sul fronte dei reati tributari, l'attività ha portato alla denuncia di 309 persone su tutto il territorio regionale, rilevando un profitto dell'evasione e delle frodi di circa 13,5 milioni di euro. Friuli Venezia Giulia racconta un territorio dal punto di vista fiscale conforme alle norme, poi sussistono alcune punte di evasione legate a stabili organizzazioni occulte dall'estero o a fenomeni di evasione totale. Facendo un bilancio generale, il Friuli Venezia Giulia si dimostra un territorio sostanzialmente sano. I risultati che noi abbiamo ottenuto sono frutto di un innalzamento esponenziale che si produce da anni delle attività ispettive e di controllo e un affinamento delle stesse.
E diamo ora una notizia relativa all'investimento di un ciclista di 72 anni in via Brigata a Casale, come vedete da queste foto proprio di fronte alle autodemolizioni. L'uomo di 72 anni è rimasto ferito ad un braccio, sul posto ambulanza, automedica, polizia locale e anche una pattuglia della Guardia di Finanza che ha aiutato i vigili a regolare il traffico. È fuggito l'investitore del ciclista ed ora la polizia locale si sta portando sulle sue tracce per chiaramente portarlo alla sua responsabilità. L'uomo che è stato ricoverato all'ospedale di Catinara per fortuna non versa in gravi condizioni. Apriamo ora la pagina dedicata alla Pallacanestro Trieste, innanzitutto con una buona notizia, perché stando a fonti di Tele4 la Pallacanestro Trieste risulta ufficialmente iscritta alla Serie A1. Nei prossimi giorni dunque partirà la definizione del roster da parte del GM Mai Carceri, anche se non è ancora chiara la quantificazione del budget che la nuova società, la Newport Holdings LLC, metterà a disposizione. Intanto oggi è finalmente emerso alla luce del sole il progetto romano dell'ex presidente di Trieste Paul Matjasic, che ha fondato Maxima Roma, la seconda squadra della capitale che parteciperà alla massima serie e all'Eurocup con il titolo di Brescia. Ora invece sentiamo le parole del ministro dello sport Andrea Bodi, intervistato poco fa a margine della cerimonia sul giorno sul viaggio del ricordo, intervistato appunto sul salvataggio della Pallacanestro Trieste e sul suo futuro. Ricorderete qualche mese fa, quando si iniziò a vociferare di spostamento di titolo sportivo a Roma, Bodi era stato il primo a parlare del progetto Roma di Matjasic in modo ufficiale ai microfoni Tele4. Ministro, devio sullo sport, si è consumata la rivoluzione della pallacanestro italiana, ci sono le due Roma, Trieste temporaneamente pare salva, anche se quando ti acquisisci una holding che ha un capitale, un fatturato da 200.000 euro, qualche punto di domanda rimane. Rispetto all'ultimo incontro proprio con lei qui a Trieste, un po' meglio. Beh, diciamo che quantomeno sulla carta abbiamo salvato una storia, che però ha bisogno di una prospettiva, quindi adesso bisognerà vedere l'affidabilità. È chiaro che se la federazione ha fatto questo passo avrà fatto le sue verifiche, quindi io parto sempre con la fiducia che non è incondizionata, mi fido però comunque della federazione, mi fido del presidente Petrucci, che è un uomo che conosce bene il movimento, che apprezza la storia di Trieste come qualunque storia che è sottoposta ai rischi anche della possibilità di spostare la franchigia. Ecco, io penso che rispetto alle preoccupazioni di qualche mese fa sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto e non di poco conto. E proprio nella giornata odierna arriva anche un comunicato di Gianluca Mauro, l'altro offerente per la Pallacanestro Trieste che si era proposto di subentrare. In merito alla nota diffusa dalla Pallacanestro Trieste dice, riguardante il passaggio di proprietà a un fondo estero, ritengo doveroso fornire un chiarimento. Ho presentato una manifestazione di interesse concreta e strutturata per rilevare Pallacanestro Trieste. Si è trattato di una proposta basata su impegno finanziario reale, non improvvisato, con capitali già individuati e disponibili per la partecipazione alla Serie A. Per tale operazione mi sono avvalso della consulenza professionale dello studio Usoni & Partners e dell'avvocato Maurizio Miculan, professionisti di comprovata serietà posti a presidio del progetto proprio per certificarne la solidità e la natura non speculativa. Parallelamente avevo avviato interlocuzioni con altre realtà per attivare strumenti di sviluppo a beneficio non solo della parte sportiva ma dell'intero territorio. L'obiettivo è stato sempre esplicito e dichiarato, un progetto per la città sostenibile nel tempo e radicato nel tessuto locale che evitasse di poggiarsi esclusivamente sui risultati della prima squadra, modello che la storia recente del professionismo sportivo ha dimostrato di non essere sostenibile. A tale manifestazione di interesse non è seguito alcun riscontro, nessuna risposta formale né alcun confronto nel merito, sebbene mi sia dichiarato più volte disponibile a discutere di obiettivi comuni. Prendo atto, dice Mauro, della cessione delle quote a un fondo estero e auguro ai dirigenti un buon e sereno lavoro. Resto convinto che Trieste meriti un progetto sportivo solido, trasparente e ancorato al territorio. Per questo, dice Mauro, confermo oggi come allora la mia piena disponibilità al confronto. La porta resta aperta qualora vi fosse la reale volontà di costruire qualcosa di serio e duraturo per la squadra e per la città. E parliamo ora del pronto soccorso, sotto stress chiaramente per l'ondata di caldo, con molti più accessi del solito. Ce ne parla il nostro Umberto Bosazzi.
Negli ultimi 5 giorni oggettivamente abbiamo superato i 230 accessi al giorno tra Cattinara e Maggiore e quindi qualche difficoltà gestionale è inevitabile che ci sia all'interno. In pratica succede ogni estate da qualche anno a questa parte, ma quanto descritto dal direttore del pronto soccorso Franco Cominotto inquadra al meglio la situazione che da domenica scorsa si registra sia a Cattinara che al Maggiore. Dal caldo +1, per le ragioni più varie, si difende recandosi in ospedale, dove, va detto, le singole problematiche vanno affrontate con lo stesso numero di personale, non scattando un piano caldo. Ci sono i codici che servono per far entrare un po' prima chi sta peggio rispetto a chi può aspettare e sono degli indicatori macro che ci permettono di governare i flussi, non senza difficoltà, ma insomma questo è il nostro lavoro. Quando superiamo determinati numeri il sistema va in difficoltà. Per dirlo poi più chiaramente, un colpo di calore non è automaticamente classificabile secondo uno dei codici di accesso in atto. Dipende sempre dalla persona, quindi non possiamo estendere a qualsiasi età, può essere rosso, a qualsiasi età può essere bianco, quindi non generalizziamo. La situazione, spiega Cominotto, non è di fatto molto dissimile da quanto si registra durante il picco influenzale, soprattutto per quel che concerne le persone più fragili. Quello che noi vediamo d'inverno, cioè l'aumento della percentuale di persone anziane che hanno dei bisogni di assistenza respiratoria, d'estate si traduce sempre in un aumento di bisogno delle persone fragili, anziane, che non hanno un bisogno di ossigenoterapia per polmoniti, ma hanno un bisogno di osservazione, idratazione, controllo di tutte quelle patologie metaboliche che in corso di temperature molto alte mettono in crisi l'organismo. Resta di base un ulteriore problema. Se infatti è vero che contro un'influenza sarebbe buona norma vaccinarsi, per quanto concerne il caldo si deve ricorrere soprattutto al buon senso con qualche accortezza in più. Non ci sono ore più facili da gestire, vedete che le temperature come sono, quindi i consigli sono i soliti e sorvegliate le persone fragili perché se vivono sole possono avere dei malori imprevisti in qualsiasi momento della giornata ed è quello che vediamo stamattina un paziente dietro l'altro, questo sì. E allora andiamo a fare il punto sull'ondata di caldo con Federico Bonaldo, previsore dell'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA. Nei prossimi giorni, come nel fine settimana, la situazione peggiorerà ancora, nel senso che le temperature, sì, il tempo sarà stabile, quindi il cielo prevalenza sereno, però il caldo aumenterà. E raggiungeremo tra domenica e lunedì il picco di questa ondata di caldo, con temperature che in pianura raggiungeranno i 38-39 gradi, quindi vicino ai massimi record storici, insomma, anche assoluti delle nostre serie storiche. Sulla costa andrà un po' meglio perché comunque soffierà un po' di brezza, ma comunque non si scherzerà, saremo sempre sui 35 gradi, 34-35 gradi lungo la costa. Lungo la costa sarà peggio di notte, dove il disagio da caldo si sentirà di più, sarà afoso di notte. Già stanotte a Trieste la temperatura non è scesa sotto i 27 gradi e per tutti i prossimi giorni non è previsto che le temperature scenderanno mai sotto questa soglia qui. È già prevedibile un cambiamento di questa situazione a livello per esempio di precipitazioni? Fino a martedì l'ondata di caldo è destinata a continuare anche su livelli molto forti, quindi anche martedì avremo temperature eccezionali. Mercoledì c'è ancora un po' di incertezza su come questa ondata di caldo finirà, più modelli ci danno indicazioni che si andrà verso un calo delle temperature. Alcuni vedono tra mercoledì e giovedì magari in modo più brusco, con una passata di temporali che potrebbe portare a un calo un po' più brusco delle temperature, alcuni in modo più graduale. Non è ancora ben definita la situazione. Comunque si vede che la seconda parte della prossima settimana non sarà di sicuro fresca, sempre temperature che resteranno sopra la norma, quindi il caldo non è che ci abbandonerà. Allora, proseguiamo in ambito di caldo perché prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Trieste per installare la climatizzazione nei nidi e negli asili, in particolare quelli che svolgono il servizio di centri estivi.
In questi giorni di caldo da record non c'è nulla di più attuale che la necessità di climatizzare gli spazi pubblici, specie quelli riservati ai bambini. È in questo senso che continua a muoversi l'amministrazione comunale di Trieste, dopo aver già provveduto a installare l'aria condizionata in 5 fra nidi e scuole di infanzia a sede dei centri estivi, la Filastrocca, Scarabocchio, Zucchero Filato, Aporti e Camillo Cromo. Ora si prosegue in altri 10 plessi: Don Cialvien, San Giusto, Mongolfiera, Primivoli, Pollitzer, Cobolli, Acquarello, Delfino Blu e l'Isola dei Tesori. Abbiamo ottenuto un finanziamento da 624.000 euro che ha permesso quindi un investimento sulle altre 10 strutture di asili nido, ricreatorio, comunque sedi di centro estivi. Gli interventi sono partiti a dicembre con grande velocità di esecuzione, per questo ringrazio anche i colleghi De Bertoli e De Blasio, e sostanzialmente su 3/4 di questi interventi sono già finiti, li stiamo ultimando. Gli ultimi 2 finiranno un po' più tardi perché comunque con vincoli più pressanti per quanto riguarda anche pratiche relative alla sovrintendenza. Comunque questo è un risultato di squadra e volto soprattutto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Al momento su 10 interventi 5 risultano già conclusi, 3 si concluderanno entro l'estate, 1 a settembre e 1 a dicembre. Le nuove installazioni sono state possibili grazie all'emendamento di Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Abbiamo messo quasi 1.200.000 euro per i comuni capoluogo delle ex province, questo perché comuni capoluogo sono aree più urbanizzate, sono aree con edifici più vetusti, più difficile intervenire e sono ad alta concentrazione non solo di bambini ma anche di lavoratori. Il Comune di Trieste è stato bravissimo a prendere più di metà del finanziamento e quindi siamo contenti. È un'azione naturalmente di far stare meglio i bambini ma anche i lavoratori che hanno diritto a lavorare in un ambiente vivibile. L'impegno del Comune di Trieste è per un piano di lungo periodo per proseguire con le installazioni, dedicato in primis a quegli istituti che rimangono aperti più a lungo per gli esami di fine anno in condizioni climatiche molto spesso insopportabili a causa degli effetti del cambiamento climatico. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentrovati, seconda parte del TG. Hanno raggiunto ben 4.500 studenti delle scuole triestine nel corso di un anno le attività di divulgazione della sicurezza stradale, del contrasto al bullismo e delle tecniche di autodifesa organizzate sul territorio della Polizia Locale di Trieste. Educazione alla sicurezza stradale, contrasto al bullismo e autodifesa sono i 3 principali temi trattati dalla Polizia Locale negli incontri con le scuole triestine. Ben 900 le ore dedicate nell'ultimo anno a questa attività, incontrando 4.500 studenti nelle varie attività in classe, sul territorio e nel corso dei grandi eventi come la Barcolana, la Spring Run, piuttosto che la Settimana Europea della Mobilità. Attività presentate questa mattina dall'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo, insieme all'assessore all'educazione e alla famiglia Maurizio De Blasio, del commissario della Polizia Locale Manuela Cunsolo e dell'ispettore capo Maurizio Tauciar. Un impegno capillare è quello della Locale, che si avvale di 16 operatori formatori in tecniche di autodifesa, 5 specializzati sui temi del bullismo e circa una trentina di agenti impegnati nella divulgazione dell'educazione stradale. Quest'anno abbiamo incontrato oltre 4.500 ragazzi, ma per noi questo è importantissimo perché credo sia fondamentale, i ragazzi abbiano bisogno in questo momento di esempi positivi, quindi è importante entrare nelle scuole, è importante spiegare cosa fa la Polizia Locale, il suo servizio a beneficio della cittadinanza, e poi è importante anche lanciare messaggi, creare empatia e lanciare messaggi e spiegare ai ragazzi che oltre lo schermo, oltre il loro guscio c'è un mondo che va sicuramente in questo momento affrontato con coraggio ma con ottimismo, però bisogna rispettare se stessi, rispettare gli altri, rispettare la cosa pubblica e rispettare le regole. Allora, notizia dal Comune: a partire da lunedì 6 luglio parte il cantiere per l'asfaltatura in viale Campi Elisi, nel tratto tra via San Marco e via Morgani, per la durata di 8 giorni, salvo avverse condizioni meteo. Le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno, dalle 20:30 alle 6:30 del mattino. Verrà sempre garantito, spiega il Comune, il transito con restringimenti di carreggiata ed eventuali sensi unici alternati regolati da movieri.
Proseguiamo nell'ambito culturale per vedere queste foto che fanno, diciamo così, bella mostra di sé al Magazzino delle Idee con il nuovo allestimento. Il Magazzino delle Idee presenta Fotoni, la prima personale a cura di Barbara Casavecchia, che rivela al pubblico la ricerca fotografica di Ila Beca, artista e regista friulano riconosciuto a livello internazionale per il lavoro filmico sviluppato insieme a Louise Lemoine. Prodotta e organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, l'ERPAC, la mostra raccoglie per la prima volta una selezione di 300 fotografie provenienti dall'ampio e inedito archivio personale di Ila Beca, composto da circa 300.000 immagini realizzate nell'arco di 40 anni di pratica artistica. La prima mostra personale sulle foto tratte dal mio archivio, sono un archivio che non è mai stato presentato, sono più di 300 foto in mostra. Qui nel video dietro ce ne sono altre 1500, insomma sono molte foto ed è stato un grande lavoro molto lungo per cercare di rimetterle insieme, per stamparle, è la prima volta che vengono stampate. È sicuramente un grandissimo piacere per me avere questa mostra, soprattutto in Friuli, di cui è la regione da cui vengo, ed è un lavoro che per me è un punto di partenza più che un punto di arrivo. Il titolo Fotoni rimanda alla passione di Ila Beca per la meccanica quantistica e alle particelle di luce al centro delle ricerche di Albert Einstein. Più di un secolo fa il fisico formulò l'ipotesi che l'energia di un raggio luminoso non si distribuisse in modo continuo nello spazio, ma fosse composta da quanti localizzati e in movimento, successivamente denominati fotoni. Una volta riflessi dalla materia, questi vengono percepiti e interpretati dal nostro cervello. Da qui il titolo della mostra, che l'artista sintetizza così: vedere significa tradurre i fotoni in esperienza. Una mostra che conferma il Magazzino delle Idee come uno degli hub culturali più importanti del Friuli Venezia Giulia e soprattutto la più importante sede espositiva per quanto riguarda la fotografia contemporanea. Una mostra che è una produzione del nostro ente e che è sostenuta da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. È tutto per il nostro TG, restate con noi, restate su Tele4.